Appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. Avete sentito i titoli. In primo piano c'è ancora una volta la protesta degli ex azionisti e dei risparmiatori delle banche popolari. Questa mattina un incontro in municipio si trasforma in un confronto ad alta tensione. Il racconto. Mattinata infuocata a Palazzo Trissino, dove i risparmiatori e azionisti delle ex banche popolari venete sono arrivati in gran numero e hanno fatto sentire ancora una volta il loro grido di dolore. L'associazione Noi che Credevamo, in particolare, affolla il cortile del municipio e rivendica un fondo di ristoro vero. Ai piani superiori, infatti, i rappresentanti di altre associazioni si confrontano sul testo del decreto con cui il governo intende ristorare le vittime delle ex popolari. Questo fondo che piace all'Europa e non piace ai risparmiatori. Noi siamo qui per sentire cosa dicono gli amici del vecchio regime, le associazioni amiche del vecchio regime del PD sono su, i risparmiatori sono giù. Questo è un dato di fatto. Questa è una riunione politica, no una riunione a favore di risparmiatori. A quell'incontro partecipa anche l'assessore Isabella Dotto e brevemente anche il sindaco. Giù scoppia la rabbia e si richiede a gran voce un incontro con Rucco. Arriva il capo di gabinetto del sindaco, Luca Milani. Si tratta di un provvedimento vitale per migliaia di azionisti, anche molto piccoli, del nostro territorio, ai quali la mia amministrazione comunale da subito ha voluto essere vicina. In che maniera, visto che l'associazione più grossa del territorio non è mai stata ricevuta? Alla fine Rucco invita l'associazione Noi che Credevamo a salire e al termine dichiara: vedevano che io avessi sposato qualche provvedimento in particolare. Allora il sindaco non sposa nessuna associazione, ma sposa solo i danneggiati della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca e farà di tutto, come si è sempre impegnato, a sostenere l'azione sul governo. Rucco e l'associazione si ritroveranno il 10 settembre. Il sindaco ribadisce: noi siamo a favore di ogni fondo di risarcimento e ristoro a favore dei danneggiati, a prescindere dalle appartenenze politiche, associative, eccetera.